Raffaele, allora intanto mi confermi il biennale con Reggio Emilia, parliamo subito di mercato, no? Prima di parlare di nazionale. Situazione a Reggio Emilia mi pare sia la più ideale per te, altrimenti non avresti accettato. Sì, confermo, biennale, ho scelto Reggio Emilia perché comunque è una società molto seria, dove avrò spazio, uno spazio importante, un ruolo importante e avrò comunque ancora ampi spazi di crescita, quindi è stata la scelta migliore per me, invece di andare magari in altre situazioni dove avrei dovuto dimostrare per l'ennesima volta di meritarmi i primi minuti dell'americano, eccetera, eccetera. Ho scelto Reggio per questo, quindi penso di aver fatto la scelta giusta e sono contento. E vista dall'esterno è anche una scelta apprezzabile proprio da un punto di vista sia tecnico sia logistico. Parlando di mercato, eri stato accostato anche a Torino. Hai parlato mai con Larry Brown o con qualcuno di loro? Si pensava che potessi andare là anche? No, direttamente con Larry Brown non ci ho parlato, però c'era una proposta concreta, alla fine ho scelto Reggio perché è la soluzione più adatta a me. Parlando di nazionale, come ti trovi qua e con quali obiettivi ti avvicini alla partita di giovedì contro la Croazia? Ma qua sto benissimo, comunque lavoriamo molto sodo perché ci stiamo allenando molto, ma con serenità e ci divertiamo anche. Mi avvicino alla partita cercando di dare il massimo in ogni allenamento, di giocarmi il mio posto e se non sarà, pazienza, continuerò a lavorare sodo. Comunque giocare contro la Croazia sarebbe bellissimo perché la squadra completa con i 3 NBA sarebbe davvero un bello stimolo. Vediamo come va. Tornando a parlare di nazionale, con i tuoi compagni e specificatamente con i ragazzi regionali, parlate mai del fatto che per esempio nel 2004 la nazionale aveva 7-8 giocatori che provenivano da qua, mentre stavolta tra te e Tonut potrebbe rientrare Candussi, ci pensate mai? No, onestamente non ci avevo mai pensato, però è un fatto, è vero. Comunque il Friuli ha sempre tirato fuori dei buoni giocatori e spero che continuerà così. Comunque nel giro diciamo ci siamo io, Stefano, Candussi, Dada, quindi comunque in passato c'è stato anche Fabio Mian, quindi diciamo che siamo ancora a buoni livelli. E senti, personalmente il 2018-19 che tipo di obiettivi ti poni? Cercherò di migliorare le lacune, di colmare dei gap che ho ancora come giocatore. Ma quelle sono cose che verranno con l'esperienza, col giocato sicuramente. Niente, mi auguro di fare un'ottima stagione con Reggio anche a livello di squadra, magari di centro ai playoff. Adesso vediamo un po' come si costruirà la squadra e vediamo un passo alla volta, non penso così in là.